Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di una locuzione che non si usa praticamente più ed è l'esercito di Francischello. Con la frase esercito di Francischello si indica un gruppo di persone che si imbarca in delle imprese troppo al di là della propria portata e vuole rifarsi all'esercito di Francesco II di Borbone, che durante le battaglie del 1860 riportò una serie di insuccessi, compreso quello di Gaeta, dove, anche se a fronte di un numero superiore di truppe, non riuscì a ottenere la vittoria. Questo termine, questa frase non viene utilizzata più, anche perché c'è stata una forte rilettura della storia di quegli anni e si è visto che l'esercito di Francesco II di Borbone non era assolutamente questa armata a Brancaleone come molti la volevano dipingere, ma era un esercito che aveva comunque ottenuto dei suoi notevoli successi, come per esempio la resistenza di Messina, la resistenza di Gaeta, di Civitella. Quindi per questo motivo è un termine che non si usa più. Meglio così, anche perché è figlio di un falso storico. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!